dice almeno quest'anno 7 volte nel giro d'andata, secondo me è una bella squadra. Questo programma è offerto da ricordo. Buonasera a tutti e ben trovati alla 20ª puntata di Calcio di Rigore. Io ci ho preso gusto con la conduzione, quindi anche questa sera parto io innanzitutto per ricordarvi che potete interagire con la trasmissione e scriverci e whatsapparci al 333 6094 299 e ovviamente leggeremo in diretta i vostri messaggi, i vostri sms e parleremo di tutto il calcio dilettanti. Partiamo come al solito dalla Serie D, abbiamo tantissimi servizi per arrivare giù e in fondo fino alle altre categorie. Sto scherzando, però non sono assolutamente da sola, non è proprio qui vicino, tra poco arriverà, ma con me sempre Daniele Manuelli. Sono emozionato perché ho preso la postazione di Giacomo Alpini, non vorrei divenire come lui, ma Giacomo stasera dov'è, Jenny? Allora, infatti vorrei dire questa cosa, non esiste che Giacomo Alpini non sia in trasmissione quando il Bellaria vince, cioè non esiste. Mi rifiuto questa cosa ed è per questo che Daniele Manuelli si è seduto lì, proprio perché insomma, siccome io non potevo accettare che Alpini non fosse presente, cioè quel posto in qualche modo, esatto, doveva essere occupato. Senti, allora, prima di farti presentare gli ospiti, io farei una piccola prefazione con i nostri spettatori per raccontare un po' quello che è successo nei campionati che noi seguiamo da vicino, iniziando dalla Serie D Girone D, dove la novità di giornata è che il Mantova ha subito un pareggio in casa dell'Entigione per 2-2, invece in coda la Savignanese continua a sperare perché ha ottenuto una vittoria importantissima nel derby contro la Fonsine. C'è da dire anche che il Fiorenzuola si avvicina adesso al Mantova in virtù del pareggio di ieri a meno 5 punti. Per quanto riguarda il Girone F, sorride parzialmente il Cattolica perché ottiene un pareggio importante in casa e rimonta contro l'Agnonese, invece San Nicolò Notaresco vince e allunga sul Matelica che una settimana prima si era portato a meno 6 e adesso in virtù del pareggio di ieri il Notaresco ha allungato di altre 2 lunghezze, quindi più 8 per la formazione che adesso si è arricchita del portiere ex Rimini Francesco Scotti, lo ricordiamo anche per i nostri spettatori appassionati del Rimini. Per quanto riguarda l'eccellenza, qui abbiamo un ospite, il Fiariccione ieri ha pareggiato per 1-1, però in vetta alla classifica il Diegolo non molla, continua a condurre più 2 sulla Marignanese che è riuscita a vincere ieri, a mantenere il passo. In promozione, ecco qui c'è un risultato sorprendente, il Pietracuta perde per 1-0 e quindi si avvicinano le inseguitrici, Faenza che vince addirittura con una cinquina in quella di Gatteo, il Russi che vince lo scontro diretto contro il San Pietro in Vincoli. La prima categoria è ancora ferma, qualcuno ci ha ammonito perché ci dicono che non parliamo mai delle squadre che sono in difficoltà, lo diciamo. Una settimana prima il Bagnacavallo aveva vinto sul campo del Torconca riuscendo a ottenere 3 punti pesantissimi, ieri purtroppo è uscita sconfitta per 3-0 contro la Sampierana. Poi ci occuperemo nel corso di questa trasmissione di tutte quante le squadre. Qui abbiamo vicino a noi il Gavice Gadara, purtroppo perde per ultimo in promozione marchigiana il primato a favore nuovamente del Viaggio Nazaro. Allora, mi hai anticipato, mi hai dato un assist per iniziare a presentare appunto i nostri ospiti. Partiamo proprio dal direttore sportivo del Gavice Gradara che questa sera ci è venuto a trovare. È con noi Gabriele Maggi. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie di essere qui. Accanto al direttore Maggi c'è il portiere del Gatteo Alex Castagnoli. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. E ancora lì accanto abbiamo il centrocampista della FIA Riccione, Nicolò Alberigi. Buonasera a tutti. Ciao Nicolò. Allora, Daniele, se sei d'accordo, prima di interagire direttamente con i nostri ospiti, io andrei subito a vedere i risultati del campionato di Serie D Girone D. Tu hai già anticipato qualcosa, insomma, ci sono delle cose interessanti. Allora andiamo subito a vedere com'è andata e si è giocata la 20ª giornata di campionato e questi sono i risultati. Breno Correggese è finita con la vittoria della Correggese per 1-0, Calvina Sport Crema è finita con il risultato ad occhiali 0-0
Forlì-Fanfulla, vince il Fanfulla per 1-0. San Maurese-Fiorenzuola, vince il Fiorenzuola. Qui la San Maurese ha fatto una sorta di harakiri perché era passata in vantaggio, ma poi appunto si è fatta rimontare. Lentigione-Mantova 2-2, Vigor Carpaneto Mezzolara 1-1. Il Progresso vince sul campo delle Ciliverghe Mazzano di misura per 1-0. Sasso Marconi vince in casa dello Sporting Franciacorta per 2-1. Finisce 2-1 anche la partita tra Alfonsine e Savignanese in favore della Savignanese, che non sbaglia la partita verità, se così la possiamo chiamare. Erano punti veramente fondamentali per la formazione di Oscar Farneti. Andiamo a vedere anche come si è mossa la classifica di conseguenza. In testa alla classifica c'è sempre il Mantova con 46 punti, Fiorenzuola 41, Correggese 36, Mezzolara e Fanfulla 33, Lentigione 31, Forlì 28, Breno Calvina Sport Progresso 26, Sasso Marconi Sporting Franciacorta 24, Crema 21, San Maurese 19 insieme a Vigor Carpaneto, Alfonsine 18, Ciliverghe Mazzano 17. Chiude la Savignanese, nonostante la vittoria di ieri, ancora in fondo alla classifica con 16 punti. Direi che per quanto riguarda appunto il campionato di Serie D, noi stiamo seguendo in particolar modo la Savignanese, che non deve assolutamente sbagliare la partita della settimana prossima, e per quanto riguarda invece la San Maurese, il prossimo turno giocherà contro il Crema. Ricordiamo che all'andata aveva perso di misura appunto la San Maurese contro il Crema. Oltretutto io personalmente oggi, guardando un pochino nei giornali, ho visto che è stata una sconfitta, in particolar modo con l'amaro in bocca per mister Protti. Appunto la squadra stava vincendo. Andiamo a vedere anche il prossimo turno di Serie D Girone D, così archiviamo la pratica e passiamo immediatamente al Girone F, ci avviciniamo di più ai campionati che ci toccano più da vicino. Esatto. Andiamo a vedere prima i gol, allora andiamo a vedere, esatto. Sì, così magari teniamo appunto incollati su questo girone i nostri spettatori, e se vuoi possiamo anche dire qualcosa in più dopo il servizio. Esatto, allora assolutamente andiamo a vedere i gol delle squadre romagnole impiegate nel campionato di Serie D Girone D. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Giornata numero 20 Serie D Girone D, che vede lo stop inatteso del Mantova bloccato sul 2-2 in casa del Lentigione. Ne approfitta subito il Fiorenzuola, che si porta a -5 grazie al successo ottenuto in casa della San Maurese per 2-1. Corbari e Piraccini rimonta, annullano l'iniziale vantaggio romagnolo a cura di Pieri. La Savignanese invece vince il derby con l'Alfonsine e torna a sperare. Pelusa al 35esimo sblocca la situazione. 5 minuti più tardi il raddoppio è per opera di Gessì. L'Alfonsine dimezzava le distanze nel corso della ripresa con Savelli al minuto 67. Cade ancora una volta in questo 2020 Forlì, che c'è di passo a domicilio al Fanfulla. Decisiva un'autorete di Vesi, arrivata alla mezz'ora del primo tempo. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo visto i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D, come abbiamo detto appunto
quello che un po' non ci si aspettava era il risultato del Mantova, la Samourese ha buttato via la partita, la Savignanese è ancora in ultima posizione, però insomma ha guadagnato 3 punti fondamentali. Andiamo a vedere a questo punto che cosa accadrà nella 21esima giornata di campionato, sempre Serie D Girone D ovviamente. Si giocheranno Correggese Alfonsine, Progresso Breno, Mezzolara Calvina Sport, Fiorenzuola Ciliverghe Mazzano, Sasso Marconi Forlì, Fanfulla Lentigione, Crema San Maurese, Savignanese Sporting Franciacorta, Mantova, Vigor e Carpaneto. Questa appunto il prossimo turno. E Daniele, se sei d'accordo io vado avanti e mi proietto direttamente in Serie D Girone F, così Sì. facciamo un pochino il punto sul Cattolica. Va bene, vai pure, vai pure. Allora, andiamo a vedere appunto cosa è successo innanzitutto appunto con l'aiuto della grafica e grazie alla regia, cosa è successo nella 20esima giornata del campionato di Serie D Girone F. Il Porto Sant'Elpidio ha vinto per 5-0 in casa del Chieti, e Vasto Girardi Avezzano è finita 2-0, Real Giulianova Matelica è finito con il risultato ad occhiali, Cattolica Olimpia Agnonese 1-1, e San Giustese Pineto vince il Pineto per 1-0, la Recanatese vince in casa del Montegiorgio per 2-1, vince anche il Notaresco in casa della Jesina per 2-0, Città di Campobasso Tolentino 4-0, Athletic Terme Fiuggi Vastese finisce 3-0. Il risultato che appunto ci interessa un pochino più da vicino è sicuramente il Cattolica, che pareggia 1-1 contro l'Olimpia Agnonese. Adesso l'obiettivo per i Cattolica sono i play-out, però il prossimo turno sarà veramente difficile per la squadra, Daniele, perché giocherà contro la Recanatese. Sì, la Recanatese, lo ricordiamo, terza forza di Appunto. questo campionato. Qui possiamo dare qualche statistica dove, come appunto dicevo inizio puntata, il San Nicolò Notaresco è tornato a vincere, quindi si è portato, in virtù di questa vittoria, in virtù anche del pareggio del Matelica sul difficile campo del Giulianova, a +8 sulla diretta inseguitrice. Ma la squadra che sta maggiormente in salute in questo girone è Campobasso, che ha ottenuto il 12° risultato utile consecutivo. Ci credono molto i Molise, perché comunque è l'anno del centenario, che possano quantomeno entrare nei playoff e chissà beffare magari il Matelica, che da anni sta cercando appunto il salto in categoria. Facciamo 2 piccoli accenni su delle realtà. La realtà più bella di questo girone è il Vasto Girardi, un piccolo paese di 600 unità che attualmente è 8º, anzi 10º in classifica. Per quanto invece riguarda la lotta a salvezza, il Cattolica ha ottenuto quel punto che permette di muovere a piccoli passi la classifica, come dicevi tu, di sperare nei play-out. Questo secondo me è un punto decisivo, perché c'è in questo momento una formazione come il Chieti che è 3 punti sopra e occupa il 4º posto, che in settimana ha ottenuto un record non invidiabile: 49 giocatori tesserati in questa stagione, e non è finita qui, è un record veramente molto molto negativo. Quindi so che c'è parecchia crisi in quell'ambiente, e il Cattolica, se sarà bravo a sfruttare un periodo con continuità di risultati, ottenendo magari anche qualche vittoria, può sperare anche una salvezza, chissà. Caspita, 49 giocatori tesserati. 49 giocatori tesserati. Veramente. E non hanno neanche più lo stadio di riferimento, che è il Chieti, quello di Un'infinità. Chieti, che ha 10.000 spettatori, giocano un po' a Ortona e un po' in qualche altra località dell'Abruzzo. E sempre che appunto la lotta è veramente molto interessante, sia in cima alla classifica di questo campionato che in fondo, perché appunto ci sono delle squadre che stanno lottando con le unghie e con i denti. Una di queste appunto, lo sappiamo molto bene, è il Cattolica. Allora stiamo vedendo anche la classifica in sovraimpressione, e vado a leggere la classifica così poi dopo possiamo vedere anche Brava, sì. le immagini del Cattolica. Come abbiamo detto, in cima alla classifica ben 49 punti c'è il Notaresco, e seconda posizione a 41, perciò già un bel distacco il Matelica. Recanatese 39, Città di Campobasso 38, Pineto 33, Vastese, Montegiorgio, Olimpia Agnonese 30 punti, Athletic Terme Fiuggi 28 punti insieme a Vasto Girardi, Porto Sant'Elpidio 23, Tolentino 22, San Giustese, Reale Giulianova 20, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 14 punti, chiude la Jesina con 12 punti. Il Cattolica, come abbiamo detto, ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Olimpia Agnonese. Allora andiamo a vedere come è andato il match.
Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Le due vittorie intercorse tra la 18ª e 19ª giornata dell'Agnonese, prima a Montegiorgio, poi a domicilio con la Recanatese, obbligano gli uomini di Marinelli a pensare in grande. Dall'altra parte un Cattolica San Marino che in questa avvio di 2020 ha ottenuto nelle prime due gare una sconfitta intera con i Matelica e un pareggio con il Sant'Elpidio, ma i giallorossi cattolichini devono rinunciare al loro uomo di maggiore qualità, spesso decisivo, esattamente al figlio d'arte Rizzitelli, in infermeria già da qualche settimana, out fino ad aprile. I molisani viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, contando sul loro miglior finalizzatore Cone, salito a quota 800 in stagione, andando tra l'altro a bersaglio nelle prime due gare di questo 2020. E i molisani partono non a caso forte, passando già al 10° quando l'azione del gol parte dalla mediana. Tocco di Peic a favore di Mini Cucci che addomestica la sfera e tempo di girarsi e infilare nell'angolo alla propria sinistra l'estremo di casa. Festeggia la marcatura il numero 10 ospite con la propria panchina. La risposta è Cattolica San Marino non si fa attendere. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Ferraro con l'ex lanciano in Lecce che colpisce il palo alla destra di Meiri. Ancora Ferraro protagonista con questo traversone in direzione Merlonghi, sventato davanti alla linea di porta dalla difesa molisana. Se di numeri 10 si parla, Menicucci sul versante opposto chiama la deviazione in corner Piai con una solo personale che fa gridare a gol. Dal conseguente corner Diarra di testa sfiora la marcatura depositando il pallone sopra la traversa. In chiusura di tempo Romagnoli vicino al pareggio, da punizione Merlonghi pesca Guarino, il cui colpo di testa si spegne al lato. Squadra riposo sullo 0-1. Nella ripresa il Cattolica San Marino parte forte. Ocoli lanciato a rete si divora in questa maniera il possibile pareggio. La replica degli Agnonesi è affidata alla punizione di Nicolau che si perde al lato. Poco dopo la grande chance del raddoppio per i molisani capita sul piede di Minicucci che centra il palo a Piai, battuto sulla ribattuta, tiro a colpo sicuro di Frabotta con Ferraro che salva miracolosamente sulla linea di porta. Ancora Minicucci lanciato in profondità non riesce ad incidere, disturbato anche dagli interventi in copertura di Croci. L'Agnonese protesta poco dopo quando il traversone di Cone in direzione Peic viene toccato con un braccio in caduta da Barellini. L'arbitro lascia in questo caso proseguire. Il Cattolica San Marino esce fuori dalla propria area e su punizione con Merlonghi reca più di un brivido agli ospiti. I padroni di casa insistono e pervengono a pareggio grazie a questo cross di Croci gettato in mezzo alla mischia laddove spunta la testa di Gasperoni che timbra il cartellino. 1-1 e ristabilita la parità. L'Agnonese continua a subire, ma il colpo di testa di Merlonghi è una comoda chiamata per Meiri, come del resto il tiro di Cone dall'altra parte al 90° che Piai blocca senza problemi. L'Agnonese colpisce, spreca e subisce la beffa da un Cattolica che nella ripresa, passato un brutto quarto d'ora, prende campo e trova un pareggio che muove, seppur a piccoli passi, la propria classifica. Allora, mentre stavamo guardando il servizio è arrivato un messaggio riguardo al Chieti. A Chieti con 49 tesserati il giovedì partitella in famiglia 24 contro 25 pensa all'arbitro che fatica a vedere tutto. È vero, ha ragione questo spettatore, esatto. Purtroppo la situazione è quella. Partitella in famiglia un pochino complicata. E poi ci scrivono anche, Daniele, ho appena letto che Giuseppe Angelini allenerà la primavera del Napoli. In bocca al lupo a Beppe. E gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Ho avuto modo di conoscere quando ho avuto l'esperienza come ufficio stampa a Sant'Arcangelo, veramente certo. Un in bocca al lupo grosso a Giuseppe, se lo merita. Sì, assolutamente appunto gli facciamo questo in bocca al lupo. Allora, abbiamo altri messaggi, Daniele? Allora, sì, abbiamo altri messaggi, però io direi di andare col prossimo turno e poi sentiamo anche tutti i nostri ospiti che c'è qualcosa di curioso da estrarli. Esatto, iniziamo a interrogarli, però non prima di aver guardato il prossimo turno di Serie D Girone F, 21ª giornata, si giocherà Matelica, Terme Fiuggi, Olimpia Agnonese, Chieti, Vastese, Città di Campobasso, Torrentino, Jesina, Montegiorgio, Real Giulianova, Avezzano, Notaresco, Recanatese Cattolica, Porto Sant'Elpidio, San Giustese, Pineto, Vasto Girardi. Bel turno, sicuramente molto interessante, sfida delicatissima per il Cattolica. Assolutamente. Se riuscissero a estrapolare, un risultato positivo anche nelle partite sulla carta difficili, allora potrebbero avere decisamente più chance. Sì. Esatto, c'è speranza.
Allora, prima di passare all'eccellenza, come dicevamo, iniziamo a interrogare un pochettino i nostri ospiti, visto che sono venuti qui a trovarci, e direi di iniziare proprio dal direttore sportivo del Gabicce Gradare. Iniziamo un pochettino analizzando l'ultimo match. C'è poco da analizzare. Esatto, insomma, perché non è che sia andato proprio diciamo bene. Secondo me non siamo scesi in campo, ecco, nel senso abbiamo fatto sicuramente la peggior partita del campionato, però ci può stare, non dimentichiamo la domenica precedente dove avevamo fatto sicuramente una bellissima partita mettendo sotto la capolista, vincendo una partita meritatamente sul campo, e poi logicamente abbiamo assaporato il sapore diciamo un po' anche del primo posto, e non vorrei che questo ci ha fatto un po' male, via. Fisiologico, diciamo così. Sì, non dobbiamo drammatizzare, che voglio dire, stiamo facendo più che bene. Sì, no, nel campionato su questo assolutamente non ci sono dubbi, ci sta assolutamente, appunto una debacle ogni tanto, è fisiologica, la peggiore partita insomma prima o poi deve arrivare in una stagione. Prendiamola così. Prendiamola così, assolutamente. E invece Alex, com'è andata? Voi avete giocato? Brutto 5-1 contro il Faenza in casa, dopo che lui, tra l'altro, Jenny, è stato protagonista la volta prima di una super partita contro il Misano, dove il Gatteo, onestamente, poi adesso Alex ce lo confermerà, non ha giocato. Il Misano ha fatto 3 tiri in porta che potevano essere 3 gol e lui ci ha messo una pezza per portare un pareggio. E invece ieri è andata male perché ne hai viste entrare 5. Ieri sì, adesso parlare di un 5-1 non è poco bello, è difficile, però paradossalmente il primo tempo siamo andati meglio ieri rispetto a domenica scorsa, abbiamo fatto qualcosina in più a livello di gioco, a livello di occasioni, però abbiamo sofferto tanto, specialmente sulle palle inattive. Quest'anno abbiamo preso veramente tanti e troppi gol, e nel secondo tempo abbiamo preso il 3-1 che ci ha tagliato le gambe, e purtroppo abbiamo fatto tanti errori, io compreso, e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, perché 5-1 non è un gran bel risultato, insomma. Beh no, sicuramente, esatto, cioè è un risultato che denota che un pochettino la luce si era spenta. Sì, paghiamo un po' la condizione fisica non eccelsa, e avevamo un paio di assenze che comunque sia non devono essere una scusante, e niente. Basta, no, sì, non c'è tanto altro. Esatto, che che non ci sia tanto altro da dire, no, cioè sempre cose che possono capitare, l'importante è ripartire. Sì, chiaramente dobbiamo ripartire già da domenica e metterci a posto mentalmente, fisicamente il prima possibile, e ripartire forte, perché già domenica è importante. È importantissima perché andate a giocare in casa del Reno, che più o meno, insomma, 3 punti in meno di voi. Sì, esatto, una squadra tosta, diversa da Misano e Faenza, che mi hanno molto ben impressionato come a livello di gioco e tutto. Il Reno, una squadra forse un po' più fisica, però comunque sia sa mettersi in difficoltà, e noi dobbiamo essere pronti per fare una partita importante. Assolutamente. Invece abbiamo un messaggio che dice: ciao Nico, grande centrocampista, ti stiamo guardando in diretta, Raffi e Mattia. Quindi insomma ti guardano, e questo fa sempre piacere. E Nicolò invece, ieri com'è andata? Ma ieri è stata, secondo me, abbiamo disputato un'ottima gara, una buona partita. Abbiamo incontrato un avversario forte. L'Olimpia Agnonese, sì. Esatto, 1-1. 1-1, sì, esatto, abbiamo incontrato appunto un avversario forte, il Sant'Agostino, preparato sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto anche una squadra che prova a giocare a calcio, e ci ha creato qualche difficoltà, ecco. Però secondo me siamo stati all'altezza dell'avversario, abbiamo disputato una buona gara, e secondo me abbiamo avuto anche qualche occasione sia sull'1-0 sia sull'1 pari per portare a casa i 3 punti. Siamo stati poco concreti sotto porta, e ripartiamo da questo 1 pari. Assolutamente, quindi un buon punto tutto sommato. Un buon punto.
l'importante è questo, insomma. E Fiorini ha risposto a docente in partita e la partita appunto è finita in assoluta parità. Allora andiamo a vedere, visto che stavamo parlando di eccellenza, quanto è accaduto in generale proprio ieri nell'eccellenza. Si è giocata la 19ª giornata, andiamo a vedere tutti i risultati a partire da Corticella Football Cavaronco, che è finita 3-0, il Granamica ha vinto di misura in casa della Copparese 1-0, la Marignanese, l'abbiamo detto, ha vinto per 2-0 in casa delle Classe, riuscendo così a stare agganciato 2 punti dietro la capolista di Egaro. Castenaso Masi Voghiera 2-0, finisce con il risultato ad occhiali del Duca Ribelle Medicina Fossatone, Fiariccione Sant'Agostino l'abbiamo appena detto 1-1, Castrocaro Sampa Imola è finita 0-0, Argentana Tropical Coriano è finita 3-1, brutta sconfitta per il Tropical Coriano, Diegaro Vadese è finita invece 3-0. E per quanto riguarda appunto i risultati di questa giornata, come dicevamo, pesante la sconfitta per il Tropical Coriano, che è tornato da Argentana a mani vuote, quando invece la settimana scorsa, io ero stata a vederla, poi proprio a Coriano era riuscito a portare a casa l'intera posta in palio. È finita 0-0 la partita tra Castrocaro e Sampa Imola. Io ho letto di poche emozioni, soprattutto di un nubifragio che ha caratterizzato la partita, che praticamente non si è quasi giocata, e invece ci interessa molto la Marignanese, che vince con un 2-0 e resta in scia appunto della capolista di Egaro. Ci interessa soprattutto perché settimana prossima si giocherà proprio il duello tra big match. Esatto, il big match tra Marignanese e Diegaro. Andiamo a vedere anche tutta la classifica. Vedevo che era già in sovraimpressione, come dicevamo appunto in cima alla classifica il Diegaro 44 punti, segue la Marignanese 42, Corticella 39, Granamica e del Duca Ribelle 33, Fiariccione 32, Medicina e Sant'Agostino Castenaso 27, Argentana 26, Sampa Imola 25, Vadese 23, Copparese 21, Masi Voghiera 19, Tropical Coriano 15, Cavaronco 11, Castrocaro 10, chiude il Classe con 9 punti. Abbiamo la sintesi anche della partita di cui ci ha appena parlato Nicolò, e Fiariccione contro Sant'Agostino. Allora andiamo subito a vedere che cosa è accaduto in campo. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. Alla Fiariccione non riesce il grande slam, l'opportunità di mettere alle spalle Granamica del Duca Ribelle viene spenta da un Sant'Agostino che non molla nulla, anzi gioca a viso aperto la propria gara nonostante fosse passata sotto per via del gol del solito intramontabile Benito Emilio Docente. Peccato, perché per i riccionnesi dopo la vittoria esterna sul campo del Masi Voghiera era lecito aspettarsi qualcosa in più, visto anche il risultato dell'andata, ma il giro di ritorno si sa è un altro campionato. Allora, con l'immagine a cura di Eugenio Angeli, vediamo le azioni salienti di questo match con gli ospiti che vanno subito alla battuta con Mazzoni, ma Passaniti c'è dall'altra parte. Recrimini riccionesi per questo intervento scomposto sul numero 2 di casa Borghini. La direttrice Chiara San Giorgi, sezione di Imola, fa segno di proseguire. Passato in pericolo, i neroverdi o eramari, come definiti dai loro tifosi, si rendono pericolosi con l'asse Mazzoni-Fiorini. Passaniti si fa trovare pronto, come del resto segue la traiettoria quando capitano Iazzetta ci prova dalla distanza. Fiorini incude timore, ma Passaniti non cede nemmeno sul tentativo del compagno in maglia numero 8 Ceresi. Finalmente si rivede la Fiariccione ed eccolo qui, traversone dalla sinistra, Docente non deve neppure saltare, da perfetto rapace d'area di rigore di testa infila l'estremo ospite. Repre a questo punto meritato per l'ex Rimini con tanto di inchino finale. Ma il pareggio arriva un paio di minuti dopo, punizione di capitano Iazzetta, sponda di testa, Fioretti stoppa la sfera, si gira e scarica i palloni in fondo alla rete. 1-1 ristabilita la parità in campo.
Sotto la direzione di Chiara San Giorgi le squadre vanno a riposo sull'1-1. Nella ripresa Passaniti è chiamato subito all'intervento sul tiro di Raspadori. Dall'angolo il portiere è costretto prima a una respinta di pugni e poi a una prodezza sulla conclusione ravvicinata che noi ci gustiamo al rallentatore, anche per la gioia dei suoi principali supporters, i propri genitori. La replica è affidata a Docente, ma l'attaccante non riesce a trovare gloria, mentre il Sant'Agostino dall'angolo arriva a colpire di testa senza trovare fortuna. Schemi a questo punto che saltano e quando Alberigi sembra trovare il pertugio giusto, la parata di Costantino è davvero numero 1. Ma a graziarlo poco dopo Emilio Benito Docente, quando Borghini al centro serve l'assist del 2-1, l'attaccante calcia malamente, come del resto poco dopo quando ha una nuova chance per farsi perdonare. Il Sant'Agostino ringrazia e per poco non reca lo scherzetto, ma il traversone di Fioretti si perde nel vuoto, con Chiara San Giorgi che a questo punto decreta la fine del match. 1-1 che non fa male a nessuno, due squadre che giocano divertendosi. E questo appunto il servizio riguardo la partita che si è giocata ieri tra FIA Riccione e Sant'Agostino. Allora andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno invece che si giocherà per quanto riguarda il campionato di eccellenza. 20ª giornata, Vadese Zola Castrocaro, Argentana del Duca Ribelle, Tropical Coriano Castenaso, Medicina Classe, Mase Voghiera Copparese, Sant'Agostino Porticella, Marignanese Diegaro, Granamica Cavaronco, Sampa Imola FIA Riccione. Come abbiamo detto, Dani, ci sarà il big match, quello tra Marignanese e Diegaro, mentre Nicolò voi andrete in casa del Sampa Imola. Sì, abbiamo pareggiato all'andata 0-0 contro il Sampa Imola, ora ci aspetta un'altra partita, speriamo di fare risultato. Ovviamente la squadra del Sampa Imola ha qualche punto in meno di noi, ma le partite ovviamente non si vincono mai sulla carta e quindi dobbiamo restare concentrati, lavorare al meglio durante la settimana e provare a portare a casa i 3 punti poi domenica. Assolutamente. Sempre per quanto riguarda il campionato di eccellenza è arrivato un messaggio che ci dice: ieri ho visto una del Duca Ribelle attenta e solida, e fra un paio di domenica torneremo forti come prima, e la del Duca sappiamo essere una squadra assolutamente forte e che potrebbe mettere bastoni tra le ruote a molte. Il problema di questo campionato, come parlavamo con l'amico Mirko Mariotti, è che non ci sono i playoff. Adesso sono molto indietro a livello di classifica, 9 punti dalla Marignanese, qualcosa in più rispetto al Diegaro. Si fa veramente molto dura, ma loro hanno avuto diversi infortunati purtroppo nel momento più delicato della stagione. Poi, se mi permetti un appunto, veniamo da una settimana delicata per quanto riguarda l'ambito femminile. Abbiamo visto che nella partita di Nicolò c'era una direttrice che è la signora Chiara San Giorgi, veramente molto brava e merita assolutamente la promozione in eccellenza, che direi Nicolò ha arbitrato davvero molto bene ieri, no? A vedere anche le immagini. Sì, ha fatto secondo me una buona partita, poi dopo è normale che è difficile giudicare una partita in campo, si è sempre concentrati e si spera sempre che la tua squadra possa portare a casa il risultato, quindi magari si è sempre un po' troppo di parte e quindi è difficile giudicare il lavoro dell'arbitro, ma sicuramente ha fatto una buona partita anche lei. Invece, se mi permetti Jenny, sempre con Nicolò, la FIA Riccione, dicevi prima, appunto noi abbiamo avuto modo attraverso anche Eugenio Angeli, che ringraziamo, e soprattutto nelle prime partite di campionato, anche al debutto, poi tu ricordavi appunto la partita d'andata con la Sampa Imola, che era la terza di campionato. Può essere un rammarico di aver perso troppi punti in casa con le cosiddette squadre della bassa classifica? Ma sicuramente è un rammarico, però dobbiamo ricordare che il nostro obiettivo all'inizio della stagione era quello di salvarci, lo è ancora oggi, e quindi bisogna sicuramente avere l'umiltà di continuare a lavorare sul campo, continuare a allenarsi con la stessa intensità che stiamo mettendo e sperare di fare ovviamente meglio contro le piccole, che sicuramente nelle piccole per modo di dire, e che sicuramente nel girone d'andata ci hanno provocato qualche fastidio in più rispetto a quello che poteva essere sulla carta. Però dobbiamo avere anche la consapevolezza che siamo una squadra comunque giovane, ma allo stesso tempo abbiamo fatto bene finora secondo me, e quindi ce la possiamo giocare contro tutti. Dopo è normale che alcune squadre saranno più forti di noi e a fine della partita gli stringeremo semplicemente la mano. E da giocatore in campo chi è il più forte, la Marignanese o il Diegaro?
Non lo so, al Diegaro quando ci abbiamo giocato contro mancava qualche giocatore e la Marignanese sapevo già che era una squadra molto, molto forte, non saprei, secondo me se la giocano fino all'ultimo. Bello. Lui tra l'altro Jenny è uno dei migliori centrocampisti secondo me per quanto riguarda l'eccellenza, molto giovane, ieri ha avuto... Esatto, se così giovane è già uno dei migliori centrocampisti dell'eccellenza, insomma ci aspettiamo di trovarlo in ben altre categorie mi ha ben impressionato, nei prossimi anni. Complimenti alla Fiarizzone innanzitutto perché crede soprattutto nei giovani e lui è uno dei prospetti più interessanti di questa stagione. Ieri abbiamo visto anche che è dotato di un ottimo tiro, è stato bravissimo il portiere del Sant'Agostino ad evitare quel gol, quel pallone indirizzato all'incrocio dei pali, quindi anche confidenza con la porta. Benissimo, invece prima di passare alla promozione ho un po' di domande e inizierei a smaltirle e per Alex riguardo la partita di ieri. Buonasera a tutti, sono un tifoso del Gatteo, volevo chiedere alcune cose. Dopo la sosta di Natale ho visto le 2 partite del Gatteo molto male, sia contro il Misano sia ieri contro il Faenza, entrambe. In 2 partite avrà tirato in porta 3 volte e non ho capito chi è il soggetto però. Cosa sta succedendo comunque al Gatteo? Poi volevo chiedere a Castagnoli se nello spogliatoio è tutto a posto oppure ci sono spaccature. Ultima domanda, questo però non è per Alex, mister Giorgini è a rischio esonero? No, Giorgini non è assolutamente a rischio esonero, io ho trovato una squadra veramente forte che mi ha sorpreso perché il Gatteo è una delle più belle realtà di questo torneo, si sta confermando invece per il secondo anno consecutivo la Vis Misano e non dimentichiamoci degli amici del Pietracuta. Alex, ieri ho risposto direttamente ai tifosi del Gatteo dicendo che per l'appunto non si devono lamentare per il campionato che stanno facendo, è una bellissima realtà, tanti giovani e in questo momento purtroppo loro sono bersagliati da infortuni perché ieri mancavano 2 dei principali cardini della formazione titolare, il difensore centrale e l'attaccante, purtroppo. Sì, esatto. Invece Alex, vuoi rispondere alla domanda se nello spogliatoio è tutto a posto? Sì, sicuramente nello spogliatoio problemi non abbiamo, anzi andiamo d'accordo tutti senza problemi, chi gioca e chi non gioca dà sempre il massimo, sempre allenamenti ci siamo sempre tutti presenti e anzi per quello siamo molto contenti, anzi considerando che l'età molto bassa della rosa, avendo tanti 2000, 2001 in rosa e 99, comunque sia è normale avere periodi positivi e periodi un po' più negativi dove è difficile venirne fuori. Chiaramente dobbiamo essere bravi, noi 2-3 un po' più, diciamo, un po' più in là, un po' più vecchiotti, che io sono passato di là, e a tenere il gruppo unito e che ci vengano dietro per darci una mano, perché dobbiamo riprenderci il prima possibile. Assolutamente. Allora, prima di andare avanti con la promozione e passare poi anche alla promozione Marche, io farei una pausa, andrei in pubblicità, così poi dopo rientriamo per l'ultima carrellata. Bravo. Ci sento. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali.
Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Orboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Eccoci di nuovo in studio, come promesso ripartiamo dalla promozione. In promozione si è giocata la 19ª giornata. Allora, innanzitutto andiamo subito a vedere i risultati. Gatteo Faenza, l'abbiamo già detto, ha vinto il Faenza per 5-1, 2M Pietracuta 1-0, Cervia Reno 2-1, Sparta Castel Bolognese Sant'Ermete 3-2, Russi San Pietro in Vincoli 2-1, la Sampierana ha vinto in casa delle Bagnocavallo per 3-0, il Torconca ha vinto fuori casa per 2-1 contro il Fosso Ghiaia, la Vis Misano ha vinto a Gambettola per 2-0, il Bellaria ha vinto contro la Vis Nova Feltria per 3-2, ma non c'è qui Giacomo Alpino che salutiamo, Lo ieri salutiamo. ha fatto le riprese, ha fatto delle belle riprese, tant'è vero che lo prendevo in giro, ho dovuto mettere il cannocchiale davanti al monitor per capire chi fossero i giocatori, perché ha ripreso una distanza incredibile, senza usare lo zoom. Un po' da lontano, Quindi hai capito il nostro Giacomo Alpini, infatti mi sono arrivati diversi messaggi adesso da Nuova Feltria che dopo leggeremo in onore suo. Ok, non è venuto perché aveva paura di essere sgridato, Bravo. ho capito. Lo prendiamo in giro, dai che scherziamo Giacomo. Certo, assolutamente, e lo salutiamo.
ripartiamo. Allora, anche se abbiamo perso, sempre forza Pietracuta, questa è la piccola Sofia che ce lo scrive. Salutiamo che ci segue sempre lei. Esatto, e la salutiamo. Poi io ringrazio moltissimo Alessandro, il nostro amico sponsor, che dice: complimenti per la bella e brava conduttrice nello studio, ospiti spigliati, preparati nonostante la giovane età, ed è veramente Sì, salutiamo anche corretto. Alessandro, ciao Ale. Esatto, e poi appunto prima ancora che tu lo dicessi avevano scritto: bel servizio della partita Bellaria Egea Marina contro il Nova Feltre, peccato che non corrispondono sempre i nomi dei giocatori con le azioni del gol. Ha ragione perché assolutamente Forse adesso per la distanza. noi l'abbiamo detto Ecco. a mo' di battuta, però a Giacomo stamattina all'orecchio l'ho tirato perché ha ripreso davvero troppo lontano, è impossibile. Non si vedevano bene, esatto, no. dopo è difficile. Riguardo alla gara invece, sempre per quanto riguarda Bellaria e Nova Feltre, ci scrivono dell'arbitraggio scandaloso. Sì, mi hanno scritto stamattina gli amici, i tifosi del Nova Feltre, però io ho sempre detto che questa è una trasmissione, come tu sai Jenny, qui aiutami, obiettiva, e dobbiamo dire le cose come stanno. Diciamo che l'arbitro non è stato molto bravo nel senso nel dare le spiegazioni, perché quando si è avvicinato anche l'allenatore del Nova Feltre a Fabiani per chiedergli come mai avesse prolungato il recupero, mi dicono che l'arbitro non abbia fatto vedere chiaramente il cronometro a chi ovviamente chiedeva delle informazioni, aveva diritto a chiedere delle informazioni, e questo diciamo che ha animato molto. Ha causato dei malumori. Ha causato dei malumori forti, non solo in campo ma anche sugli spalti, perché ci sono un po' bersagliati a destra e a sinistra, ma questo fa parte ovviamente del gioco delle due tifoserie. Peccato perché secondo me, vedendo l'immagine, ne parlavo stamattina con Giacomo, mi è sembrato, e con Lisa che è la dirigente del Nova Feltre, mi è sembrata una partita indirizzata sul 2-2. Poi bravissimo Bellavista a trovare il gol del 3-2. Chiaro, è assolutamente tutto chiaro, poi tra poco vedremo anche appunto le immagini per capire ancora meglio, sì, ancora meglio. Andiamo a vedere anche la classifica, come si è mossa dopo appunto i risultati della 19ª giornata. In testa il Russi con 40 punti, segue proprio il Pietracuta con 36 punti, Vismisano, Torconca 35 insieme a Faenza, San Pietro in Vincoli 33, Sparta Castel Bolognese 31, Gatteo Cervia 29 punti, Reno 26, San Pierana 24, 2M 21, Bellaria Egea Marina 20 punti, Gambettola 19, Bagnacavallo 18 punti, Vis Nova Feltre 17, Sant'Ermete 12, chiude il Fosso Ghiaia con 7 punti. Come è possibile vedere dalla classifica, il Bagnacavallo ha 18 punti, una squadra che sta faticando un po', ha anche tante assenze, Sì. Dani, il Bagnacavallo. Sì, abbiamo sentito un po' la società in questi giorni, devo dire che comunque loro stanno facendo il loro onesto campionato, stanno sudando con tutte le loro forze per cercare di centrare questa salvezza, perché comunque era stato detto un po' che il Bagnacavallo insieme al Fosso Ghiaia, anche a Nova Feltre ripescato all'ultimo momento, fossero le cosiddette squadre che dovevano retrocedere in questa stagione. Invece sono lì, la lotta a salvezza, poi se Stefano ci manda in onda la classifica la possiamo vedere, i giochi rimangono aperti. Ha fatto sicuramente dopo la vittoria di ieri un passo importantissimo il Bellaria, è in difficoltà il Gambettola perché per stessa missione del Presidente, quando è stato qui ospite nella puntata tra l'altro condotta da Mette, disse che appunto per via di reintegrare le casse, quindi questioni economiche, era necessario un po' smantellare la squadra. Sorprende in negativo il Sant'Ermete. Avevo fatto una scommessa con il nostro amico Alex Martino 5 anni fa, quando è nata questa trasmissione, perché non ho mai avuto diciamo, la mania di seguire il Sant'Ermete in promozione. Effettivamente il mio pensiero che mi ero fatto 5 anni fa, parlandone strettamente, privatamente con lui, è quello che sto vedendo oggi. È difficile fare calcio in un ambiente piccolissimo, loro lo stanno facendo, meritano i miei complimenti, perché comunque Sant'Ermete è una piccola borgata, se così vogliamo dire, un piccolo paese, eppure sono lì in promozione, quindi tanto di cappello, complimenti ad Alex e ai dirigenti, sono pochi ma buoni, veramente. Assolutamente. Peccato ovviamente per la situazione di classifica. Esatto, e allora, siccome abbiamo parlato appunto della partita tra Bellaria contro Nova Feltre, io andrei a vedere le immagini e dopo andiamo a vedere anche le immagini di Gatteo contro Faenza, però adesso andiamo a vedere le immagini del Bellaria. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani.
I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Al Nanni di Bellaria è vero sconto diretto per la lotta a salvezza, entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con all'attivo 2 vittorie raggiunte nell'ultimo turno di campionato, punti pesantissimi per gli adriatici raccolti in casa del Faenza, vittoria che rilancia i gialloblu quella col Fosso Gheia dopo un periodo buio. Non a caso la gara regala 5 reti all'attivo, mettendo in mostra da una parte Luzzi e Barducci e dall'altra parte Bellavista, che Radio Mercato a dicembre dava vicino proprio a Nova Feltria. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini entriamo nel vivo del match, con gli ospiti che trasportati da Barducci vanno a questo traversone. Mignani anticipa Mezgur onde evitare pericoli maggiori, ma il primo vero acuto lo reca il Bellaria. Tajoli sbaglia in fase di postazione, Bellavista ne approfitta ma non aveva fatto i conti con l'ottimo Romani. Dall'angolo lo scambio Luzzi-Barducci porta un traversone ribattuto sulla testa di Piva, il cui tentativo termina lentamente al lato, e quando la determinazione ospite si illumina attraverso il piede caldo di Luzzi, il gol è cosa fatta. L'attaccante inventa un diagonale velenoso che Mignani vede partire all'ultimo, 1-0 per il Nova Feltria. Il portiere si riscatterà poco dopo quando Mezgur serve velocità a Barducci, cui tiro viene sventato proprio dall'estremo di casa. Sfida che si rinnova tra i due quando da posizione defilata ma dentro l'area di rigore Barducci chiama al volo plastico Mignani. Il Nova Feltria continua a produrre l'asse Mezgur-Luzzi e segue questo nuovo tiro. Mignani è chiamato ancora in causa. La squadra di Fabiani meriterebbe miglior sorte, dall'altra parte Bellavista fa le prove del gol, il suo tiro dalla distanza è una semplice chiamata per Romani, ma il portiere poco dopo dovrà arrendersi quando il folletto servito da Zanni lascia filtrare questo pallone toccandolo nel momento opportuno per infilare la retroguardia ospite. 1-1. È il momento migliore questo per il Bellaria, che ha la grande chance del vantaggio quando Tajoli tocca il pallone con un braccio in area di rigore. Dal dischetto Zanni calcia a botta sicura, ma Romani è strepitoso nell'allungo. C'è ancora il tempo per un altro tentativo fuori misura del Bellaria, ma le squadre vanno a riposo a solo 1-1. La ripresa è ancora più avvincente, Bellavista cerca il gol della domenica, tiro a giro che si perde sul fondo. Sartini dall'altra parte non inquadra lo specchio della porta e quando Mezgur ribenta l'ex gambetto la Barducci ringrazia. Fuga verso la vittoria, verrebbe da dire. Gol di rapina e nuovo vantaggio del Nova Feltria. Il Bellaria recrimina su questa azione per un fallo di mano. Il tiro finale di Chiussi risulta di comoda presa per Romani, ma è la giornata di Bellavista. Qui dalla distanza prende le misure alla porta, pallone che si alza di un nulla, ma Luzzi non vuole essere da meno. Dall'altra parte numero da foca e tiro al volo di poco alto. Gli spazi si aprono, qui Zanni ha l'occasionissima con un rigore in movimento per pareggiare, ma calcia la sfera alle stelle, mentre il tiro di Facondini 2 giri di lancette dopo risulta non irresistibile, ma Romani in una partita perfetta opta per la soluzione a mano aperta che porta il Bellaria al pareggio. Nel recupero prolungato di ulteriori 30 secondi per scelta arbitrale, il Bellaria compie l'incredibile sorpasso, difesa già nello spogliatoio quella del Nova Feltria, Bellavista libero di colpire e segue i 3-2 che scatenano un incredibile puttiferro in tribuna e in campo, dove Fabiani, nel chiedere spiegazioni al direttore di gara, viene allontanato anzitempo. Termina qui una partita che regala spunti interessanti, fa capire che il Nova Feltria ha diverse chance di potersi conquistare questa salvezza giocando così, ma occorre con urgenza registrare la difesa, solo portiere non basta, promuoviamo centrocampo e attacco. Il Bellaria invece risulta fragile in difesa ma ha qualità a centrocampo e in avanti, con un Bellavista schierato titolare sempre anche nel girone d'andata, magari qualche punto in più in classifica era lecito aspettarselo. Eccoci di nuovo in studio. Prima di iniziare a parlare del Gatteo è arrivato qualche messaggio e io ne leggo uno, dopo ti lascio la parola Dani. Sì. Quindi, vittoria cercata e voluta con il cuore dai ragazzi terribili del Bellaria Igea Marina, ci scrivono. Questo sicuramente ragazzi terribili Alpini, sicuro. Ho guardato, dalla foto non è lui. No, lo so, suo figlio sarà. Non so se ha fatto un account fake che ormai vanno di moda. Leggo, già che ci sono, leggo anche questo. Vai, leggi. Sono Antonio di Castel Bolognese, ho visto il Santermete sia all'andata che al ritorno e per me non hanno i punti che meritano, ci hanno sempre messo in grossa difficoltà, scrive appunto il telespettatore, al di là del risultato finale, soprattutto gli attaccanti. Per me nel girone ci sono squadre inferiori. Un saluto, grazie mille. In questo momento sì, perché rischia anche il Gambettola, come dicevo prima. Il Santermete però è un dato su tutti, che è la seconda
peggior difesa del campionato, 50 c'è il Fossoghiaio, 44 il Sant'Ermete e 40 il Novafeltre, quindi qualcosa sicuramente non funziona nella formazione scelta quest'anno dal presidente Martino, però sicuramente sui punti mi trova d'accordo il nostro spettatore. Sì, Antonio, esatto, infatti lui diceva che sono gli attaccanti a mettere in difficoltà, probabilmente c'è stato un disequilibrio nella squadra. Una squadra che secondo me poteva avere benissimo almeno la posizione del Bagnacavallo in questo momento, quei 6 punti in più sicuramente, invece il Fossoghiaio è quella che ho visto veramente male in tutti i sensi. Allora, andiamo avanti. Sì, dopo leggiamo gli altri messaggi. Esatto, dopo leggiamo gli altri messaggi. Alex, è il momento delle dolenti note, perché abbiamo le immagini di Gatteo contro Faenza. Sì, non vedo l'ora di vederle. Immagino. Il servizio. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. Da una parte prosegue questo inizio 2020 per il Gatteo non troppo positivo, un pareggio rimediato grazie a Castagnoli 7 giorni prima in quel di Misano. Oggi, complici l'assenza di Fancello e Puglier, oltre che di Camillini, i giallorossi sono stati protagonisti di una prestazione negativa in tutti i sensi. 2 perni della formazione titolare mancano, d'accordo, ma in Faenza, orfana di Conti che sia di panchina, risponde questa volta concretizzando quanto non le era riuscito 7 giorni prima contro il Bellaria, una cinquina che colloca i faentini al terzo posto della graduatoria, a -1 dal secondo posto occupato da Pietro Acuta e a -5 dalla capolista Russi. Il racconto del match vede nelle fasi iniziali un tentativo da una parte e dall'altra con 2 assoli che si concludono entrambi alti. Ad iniziare il Gatteo, a rispondere il Faenza, primo tiro in porta che si registra al minuto 7 quando Lanzoni per i Faenza in posizione defilata arriva alla conclusione. Castagnoli ci mette i guantoni sulla ribattuta, Pioppo non riesce più vincente, ma il vantaggio è solo rimandato. Dalla bandierina Pioppo addomestica la sfera, la palla viene ribattuta sul piede di Francesco Lanzoni che timbra così il proprio cartellino in fase di marcatura. Alla bandierina il Faenza perde il pelo ma non il vizio, Cisterni anticipa col tanto che basta Castagnoli per beffarlo sul proprio palo. 0-2 per la formazione ospite. Gatteo crea la sua prima palla gol dopo la mezz'ora, quando neanche bravo a svettare di testa, ma altrettanto splendido nella risposta era Vagli. Ci prova poco dopo anche con un tiro a giro Comuniello, ma le azioni migliori continuano ad essere di marca faentina. Missirò al 40esimo va vicinissimo al tris, solo la traversa li nega la gioia dei gol e tiene a galla ancora i padroni di casa. Il colpo di testa di Cisterni è una comoda chiamata per Castagnoli, mentre la conclusione di Gobbi si accomoda lentamente al lato. Lanzoni al 42esimo chiama direttamente a calcio piazzato a levare le cosiddette ragnatele da 7 l'attento Castagnoli. È una parata che terrà a galla i giallorossi in quanto 120 secondi più tardi giungono alla rete grazie all'insistenza di Comuniello che da terra trattiene la sfera divenendo complice nell'assist a favore di Gobbi che segue l'azione e riapre i giochi. Questa marcatura dà speranza al Gatteo, le squadre vanno a riposo sull'1-2 ma nella ripresa la musica di solo marca faentina, anche se neanche che di lì a poco lascerà il campo, quantomeno ha il merito di provarci, ma quando Cisterni innesca Pioppo ecco che il numero 11 beffa in uscita Castagnoli. Il poker arriva poco dopo, Pioppo in velocità, sempre lui, calcia addosso a Castagnoli, bravo a chiudergli lo specchio della porta, ma dal conseguente calcio di punizione la testa di Gabrielli diviene beffarda per Castagnoli, il quale in uscita si lascia scivolare da guantone un pallone che aveva parzialmente bloccato. Partita a questo punto messa in ghiaccio, ma per gli applausi finali c'è ancora da aspettare perché 2 minuti più tardi il traversone di Pioppo viene gettato con uno straordinario colpo di testa in fondo al sacco dal partner offensivo Cisterni. La manita a questo punto è servita. Alla mezz'ora Gobbi impegna a terra Ravagli, sarà l'unico sussulto, l'unico tiro in porta di tutti i secondi 45 minuti ad opera del Gatteo, mentre Chiarini dall'altra parte chiude i battenti con questo tiro a giro che si chiude sul fondo. Per rivedere il Gatteo del girone d'andata serviranno alcuni rientri, il Faenza al contrario riscatta subito la sconfitta interna contro il Bellaria.
Sì, e domenica ci sono 2 belle partite qui nella nostra zona, Vis Misano Faenza, terza contro terza, perché in questo momento hanno tutte e 2 gli stessi punti in classifica, e poi, attenzione, il Bellaria ha vinto le prime 2 partite di questa stagione, sarà contento Alpini che lo sto dicendo e mi sto commuovendo anch'io che sto facendo un complimento al Bellaria, c'è un match interessante al Bindi di Pietracuta, Pietracuta-Bellaria. Sì, il Bellaria va a Pietracuta, oltretutto ci hanno anche scritto un messaggio, chi va a riprendere la partita? A Pietracuta? Ah no, non vi preoccupate, Alpini non ve lo ah no, forse c'è Alpini. No, infatti da casa ci scrivono, Jenny, dalla TV si vede ancora meno che su YouTube, ditelo ad Alpini, ovviamente sempre scherzando, e poi mi dicono, se domenica ti si attacca Daniele in mal di telecamera nel stare nella posizione di Giacomo Alpini, se domenica riprenderai anche tu storto e da lontano è tutta colpa del posto che occupi oggi. Ecco, esatto, è il posto, in realtà la posizione. Sì, è vero, domenica saremo a Pietracuta al Bindi, una delle sfide che abbiamo messo in programma, ci sarà Giacomo, adesso avrà la sua attrezzatura originale, speriamo che non trovi scusa. Ma sì, assolutamente, adesso per una partita è venuta così. Comunque il risultato di ieri sorprendente è stata proprio la sconfitta di Pietracuta contro i 2M, un'altra squadra che sta lottando per la salvezza, quindi doppi complimenti vanno doppi alla squadra 2M, Pietracuta un passo falso che ci può stare. Assolutamente. Allora direi, visto che hai già parlato un pochino del prossimo turno, e Dani, se sei d'accordo di passare alle Marche. Sì, che abbiamo qui Gabriele. Esatto, abbiamo il nostro direttore sportivo, così insomma lo introduciamo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere i risultati della 18ª giornata per quanto riguarda la promozione a Marche. Allora, il Biagio Nazzaro contro il Camerano Calcio ha vinto per 1-0, Mondolfo Cantiano Calcio 2-1, Olimpia Marzocca Filottranese 2-0, Osimo Stazione Urbino 1-2 e Lorenzini contro Moie Vallesina ha vinto 4-1, la Passatempese ha vinto di misura in casa del Gabicce Gradara 1-0, Osimana Valfoglia 1-0, Vigor Castelfidardo ha vinto in casa del Villa San Martino per 2-0. Andiamo anche a vedere come si è mossa la classifica. Di conseguenza il Biagio Nazzaro in testa appunto con 34 punti, Vigor Castelfidardo insieme a Gabicce Gadara 32 e Urbino 29, Osimana 27, Filottranese 25, Mondolfe, Moia Vallesina e Villa San Martino 24, Osimo Stazione 23, Passatempese 21, Olimpia Marzocca 20, Valfoglia, Cantiano Calcio e Lorenzini sono tutte e tre a 19 punti, chiude con soltanto 8 punti il Camerano. Sì, è una classifica che si fa molto interessante, ben delineata direi dopo quest'ultima giornata. Purtroppo, grazie Stefano intanto che ci fa vedere la classifica, direi un KO inatteso per quanto riguarda i Gabicce, ne parlerà adesso il direttore. Ne approfittano subito Vigor, Castelfidardo e Biagio Nazzaro, che a questo punto insieme all'Urbino, che ricordiamo l'Urbino deve recuperare, ha già recuperato, ok, quindi ha perso, ok, mi corregge il direttore, l'Urbino rimane però in corsa per quanto riguarda appunto la lotta per la vittoria di questo campionato. Da non sottovalutare però anche l'Osimana che sta venendo fuori alla distanza, è una bella formazione, caro direttore. Sì, diciamo che sicuramente l'Osimana ha una classifica bugiarda, nel senso che per il potenziale, per gli investimenti che hanno fatto, diciamo, era partita proprio come tra le favorite per vincere il campionato e sta venendo fuori effettivamente. Sono già 3-4 partite che vince di seguito, vince sempre 1-0 magari anche guardando le cronache non meritando, ma le squadre forti sono queste, nel senso che poi sono quelle che arrivano in fondo, quelle che vincono anche le partite non meritando e soffrendo, tra virgolette. Ecco. Tra l'altro sottolineiamo domenica tantissimi tifosi al seguito a Chiaravalle nello scontro diretto di una settimana fa, quando appunto avete vinto per 1-0, un risultato inatteso, sotto ci speravate? Guarda, io non parlo di risultato inatteso perché noi tutte le partite che andiamo in campo andiamo per vincere, secondo me abbiamo il potenziale per poter competere con tutti. Sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita dove ci è andata una grossa soddisfazione, perché insomma andare giù a Chiaravalle, diciamo un attimino la squadra favorita per il discorso un po' più anche organizzata per la vittoria finale, andare là e logicamente metterli sotto e vincere la partita meritatamente è stata una grossa soddisfazione. Questo va dato merito ai ragazzi, allo staff tecnico che secondo me stanno lavorando bene, ecco, al di là del passo falso che abbiamo fatto domenica.
Riconoscendo l'ottimo lavoro che ha fatto nella precedente stagione Mirko Papini, possiamo dire, vedendo la situazione attuale in classifica, che forse Scardovi ha portato qualcosa in più anche a livello di esperienza, se così vogliamo dire, per quanto riguarda appunto le conoscenze del calcio minore? Ma secondo me i meriti, diciamo, è normale che Papini ha messo le basi e logicamente ci ha portato una grossa professionalità, un'organizzazione di gioco. E guarda caso non è che abbiamo scelto Scardovi per proseguire questo cammino, e sicuramente dopo un attimino le prime fasi iniziali dove c'è stato un po' da rimettere a posto la macchina, i risultati sono venuti fuori, quindi sono due ottimi allenatori e secondo me adesso Scardovi e lo staff tecnico lo sta facendo molto bene. D'altronde io Scardovi lo conoscevo perché ci ho lavorato insieme a Vismara e sapevo bene che insomma è un allenatore che sa dare un'impronta alla squadra, sa logicamente secondo me prendersi anche, come posso dire, le responsabilità al momento giusto, sa sdrammatizzare. Vedo la squadra serena anche nei momenti difficili e questo logicamente secondo me è un merito che come allenatore e anche come persona. Ecco. Beh, da esterno posso dire, Jenny, che assolutamente chi conosce la realtà di Gabicce Gradara, lui giustamente, e deve farlo, fa i complimenti a mister Scardovi, però dietro c'è anche una società che trasmette serenità ai propri giocatori. Abbiamo già visto anche con il presidente, quando è stato nostro ospite, quello che fa soprattutto per il settore giovanile. Ha delle strutture importanti, prima lo punzecchiavo a telecamere spente per capire con loro se possono davvero concretizzare questo sogno, farlo divenire realtà portando i Gabicce in eccellenza. Possono? Ma lui giustamente come tutta la società ha i piedi per terra, però se dovesse capitare è una società che ha voglia sempre di imparare, sa riconoscere i propri errori e sa come muoversi, quindi secondo me i Gabicce più avanti, non dico magari spero, facciamo gli scongiuri, non dico subito perché come diceva il direttore hanno bisogno di esperienza, può ambire a un salto in eccellenza e rimanerci anche nell'eccellenza marchigiana. Sarebbe veramente una gran bella cosa. Intanto però noi andiamo a vedere la sintesi della partita che si è giocata ieri. Purtroppo non è andata appunto come ci si sperava, ma è stato appunto un episodio come abbiamo detto. Allora andiamo a vedere il servizio Gabicce Gradara contro Passatempese. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. È durata appena 7 giorni la festa di Gabicce Gradara, scavalcata in vetta alla classifica nuovamente dalla Biagio Nazzaro. La squadra di Scardovi è sconfitta a domicilio contro la quartultima della classe Passatempese, che crea la sua prima palla gol con Elia Maggi. Celato nell'occasione risponde presente. I gialloblu ospiti cercano di concretizzare quanto creato. Quando Staffolani serve Nemo, a quest'ultimo basterebbe toccare con più decisione il pallone, ma la difesa di Gabicce Gradara sventa ottimamente il pericolo. Dalla bandierina arriva il tiro di Borgognoni, ma la sfera viene bloccata nuovamente da Celato. Finalmente si vedono i padroni di casa, ma l'asse Donati Vegliò non produce l'effetto desiderato e quando da un ennesimo errore di impostazione viene regalato il pallone agli ospiti, si capisce che Gabicce Gradara assenta particolarmente la gara, non giocando come sa, ed ecco che Maggi apre per Staffolani, il quale regala lo scatto fotografico a Celato per l'ottimo intervento. Questa azione esprime il concetto appena indicato, una possibile azione da gol e Gabicce Gradara si trasforma in una ripartenza ospite che regala alla Passatempese la consapevolezza che oggi può far bottino. Ecco che Nemo, lanciato a rete, trova sulla propria strada Celato. L'azione prosegue con la sfera che giunge nei piedi di Staffolani che non riesce ad incidere. Con le immagini a cura di Antonello Pace ci spostiamo nella ripresa. Nemo non inquadra lo specchio della porta provando il tiro dalla distanza, mentre dall'altro lato, direttamente dalla bandierina, Sabattini
di testa sfiora la marcatura. Sarebbe stata l'ennesima di questa stagione per il difensore centrale capitano dei Gabicce Gradara. Da rimessa laterale il Gabicce Gradara prova a pungere Rosselli e segue un tiro da dimenticare. La replica della Passatempese sa di vendetta micidiale. Il pallone di Maggi sembrerebbe di facile lettura, invece la difesa Gabicce Gradara commette una leggerezza che Borgognoni spreca così. Incredibile ma vero. Bastianoni da punizione alza la mira, invece la Passatempese, approfittando di una palla persa a centrocampo, costruisce il gol partita. L'asse vincente rappresenta due neoentrati, Sartori e Seve Pascali, il quale in area di rigore mette a sedere tutti i portieri compreso, ma in un primo momento non riesce a bucare la porta avversaria. Il pallone rimane incollato ai suoi piedi. La seconda volta è quella che una partita di calcio non puoi sbagliare. Clamoroso al Maggi, la Passatempese passa e fa perdere il sorriso a un Gabicce Gradara troppo distratto per essere vero. È un peccato che il direttore sportivo sia venuto qui a giustificare questa sconfitta, perché Gabicce Gradara sta facendo un campionato contro ogni aspettativa. Infatti qui nasce la mia domanda in direzione del direttore. Avete preso Fulvi nel mercato di dicembre e gennaio, ti chiedo se c'è qualche rammarico, perché è una squadra che ha tanta qualità, Bastianoni, ex Vis Misano, Grassi a centrocampo, Vegliò davanti, Donati, se c'è qualche magari rammarico per non aver preso un giocatore che potesse portare, non so, più esperienza e più qualità ulteriore a questo Gabicce Gradara. Diciamo che rammarico non c'è, anche perché non abbiamo trovato quello che cercavamo, quindi prendere per prendere non ci serviva. E poi anche perché secondo noi abbiamo già una rosa abbastanza completa, cioè nel senso abbiamo preso Donati in corso d'opera, dove sta facendo tra l'altro Renander, che sta facendo molto bene, come tra l'altro anche Innocentini, Ciamaglia e tutti gli altri ragazzi che adesso magari mi posso dimenticare. E abbiamo preso Fulvi perché è un ragazzo del posto, è un ragazzo che avevamo cercato anche l'anno scorso. Un ex Sant'Arcangelo, Carrageno, Savignano, ha vinto il campionato in eccellenza Savignano, dopodiché aveva fatto la scelta di smettere e fortunatamente ci ha ripensato, essendo del posto l'abbiamo tesserato e siamo certi che da qui alla fine ci può dare una mano, ma soprattutto anche in prospettiva futura. Ecco. L'unica pecca, questo lo dico io, chiaramente forse tu non lo potrai dire, valutando tutte le partite che abbiamo ripreso noi, anche grazie alla collaborazione del nostro operatore Antonello Pace, c'è qualcosa da registrare a livello di terzini e magari qualche attaccante che abbia più continuità in fase di vena realizzativa, perché Donati, Vegliò per carità fanno il loro gol, però magari se ci fosse un attaccante più continuo, secondo me il sogno a questo punto si potrebbe concretizzare direttamente già da questa stagione, quello di salire in eccellenza. Adesso toccheranno ferro ovviamente i tifosi, i presidenti, tutti voi della società, però questo è quello che analizzo io come giornalista vedendo il Gabicce da fuori. Sì, questo può sembrare, questo è vero. Diciamo che forse dovremmo concretizzare un po' di più il gioco che facciamo, questo senz'altro è una verità, però è altrettanto vero che noi riusciamo a fare gol con tutti, quindi questo vuol dire che c'è un gioco di squadra, un'organizzazione di squadra che ci permette di andare in gol anche con i centrocampisti e gli attaccanti. Se non ero 11 giocatori della Rosa sono andati in gol, avevo fatto un servizio proprio dove indicavo questa statistica. Esatto. Quindi diciamo raramente noi non costruiamo, forse ecco quella di domenica è stata forse l'unica partita dove non abbiamo creato effettivamente azioni da gol, ma se no noi le nostre 4-5 occasioni da gol ce le abbiamo tutte le partite. Questo è vero. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno con te Jenny, così poi salutiamo i nostri ospiti. Esatto, andiamo a vedere il prossimo turno, si giocherà la 19ª giornata del campionato di promozione Marche. Moglie Vallesina Biagio Nazzaro, Camerano Calcio Gabicce Gradara, Cantiano Calcio Lorenzini, Filottranese Mondolfo, Valfoglia Olimpia Marzocca, Vigor Castelfidardo Osimana, Passatempese Osimo Stazione, Urbino contro Villa San Martino. Noi speriamo solo di poterci organizzare appunto con il direttore, con le nostre telecamere, perché sabato, se non ero giocata di sabato, a Camerano contro l'ultima in classifica, da non sottovalutare, riprenderemo proprio il match proprio per dare forza al Gabicce, che abbiamo sentito i dirigenti sono un po' giù per la sconfitta immediata ieri. Assolutamente. Allora, è giunto il momento per calcio di rigore e di salutarvi. Noi ringraziamo tantissimo i nostri telespettatori per essere stati appunto con noi e ringraziamo tantissimo veramente i nostri ospiti, a partire dal direttore Gabriele Maggi. Grazie mille. Buonasera a tutti. Grazie mille Alex. Grazie mille a voi, buona serata. E grazie a Nicola. Grazie a voi, buonasera. Allora, voi assolutamente non muovetevi di lì, perché
perché a brevissimo inizierà la 20ª puntata di Sport Up e mi viene da dire che sarà veramente una puntata molto importante. Si parlerà di Rimini, si parlerà della sconfitta di ieri, ma soprattutto si parlerà della società. Avremo ospite qui con noi in studio l'ex presidente della Rimini Calcio, Fabrizio De Meis. A tra pochissimo.